portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Allora, ci ha raggiunto il vincitore di questa 51esima edizione della Coppa Dino Diego Granzotto, percorso nuovo, ma la vittoria insomma non diventa mai vecchia, viene da dire. No, è stato, nonostante fosse un percorso nuovo per quest'anno, sono strade che comunque io in allenamento faccio molto molto spesso, quindi erano strade come dire, che conoscevo a memoria, quindi sono state abbastanza, sapevo che era alla mia portata, la gara si adattava alle mie caratteristiche comunque sì, poi si è verificata la situazione ideale, un gruppetto ristretto. Dopo tanti anni finalmente questa Coppa fa da friulano. Sì, finalmente diciamo di sì, poi è stata la prima vittoria in assoluto per me e farla poi qua sulle strade di casa, vicino a casa, fa ancora più piacere. Abbiamo lavorato benissimo come squadra, ci siamo trovati davanti nella fuga finale in due di noi e abbiamo fatto tutto, abbiamo gestito la situazione alla perfezione. Senti, lavori già per la prossima gara, no? Sì, beh, adesso testa le prossime gare, non è appena l'inizio, quindi speriamo sia un buon inizio, appunto. Grazie. Ora, andiamo a sentire un attimo uno che nel territorio ci mastica e soprattutto è presente per quanto riguarda questa nuova edizione della Coppa Dino Diego Granzotto, con la novità del percorso, un percorso che è passato a pieni voti, no? Possiamo dire. Sì, direi che è un percorso nuovo perché eravamo abituati a fare sempre l'abbazia di Rosazzo, però direi che col Bosco Romagno scopriamo un'altra parte del nostro Friuli orientale sempre molto bello, e di fatto che dalla Miraglia vedevamo tutte le cantine, questi vigneti stupendi che si allargano sotto le colline ed è una meraviglia. Per il percorso direi promosso a pieni voti. Allora, già si lavora per il prossimo anno, ma soprattutto, perché no, magari lanciare il sasso per qualche gara nazionale. Ma sì, questa gara qui sarebbe bello farla diventare una gara nazionale o anche internazionale, perché siamo vicino ai confini di Austria e Slovenia, poter far partecipare anche le squadre straniere in blocco sarebbe un'opportunità non da poco per far conoscere il nostro meraviglioso territorio. Complimenti e buon lavoro. Grazie. Allora, Damiano Granzotto è stato colui che ha un po' inventato questo nuovo percorso, grazie a una tua idea si è modificato, ma soprattutto il succo è rimasto quello, cioè una Coppa Granzotto che ancora una volta ha dimostrato che in questa zona si può fare ciclismo importante e soprattutto dare la possibilità ai ragazzi di mettersi in mostra con prove veramente interessanti, no? Sì, buongiorno. Quindi questa edizione è stata appunto caratterizzata dal cambio del percorso. Questo era stato dovuto un po' al fatto che il 14 maggio non abbiamo potuto fare la gara, in quanto c'era la concomitanza con la Dunata degli Alpini, e quindi diciamo che per cogliere l'occasione l'abbiamo modificato inserendo questa salita del Bosco Romagno e poi le due salite più impegnative di Routars, che hanno fatto la differenza. Il percorso è molto, molto bello, molto, molto tecnico e sicuramente rispecchia appunto le caratteristiche di questa gara, che oramai nel 51esimo di edizione è una delle più belle e più importanti che vengono organizzate qui nel nostro territorio. Ecco, nell'attesa che venga riaperta la strada dell'Abbazia di Rosazzo, magari chissà, il prossimo anno potremo vedere 3 giri sull'Abbazia, gli ultimi 2 come oggi. Insomma. Come oggi, sì, anche questa potrebbe essere un'idea. Ci penseremo e vedremo cosa nascerà per il prossimo anno. Bene, complimenti e buon lavoro. Grazie anche a voi. Buongiorno. Allora, Assessore Libri, ancora una volta grande successo per quanto riguarda questa manifestazione, seppure il calendario gioco a forza ha un po' dovuto sconvolgere la tradizione, no? Però quello che conta è che alla fine il risultato è stato portato in porto e tanta comunque la gente è presente lungo il percorso. Sì, dici bene, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, uno spettacolo, intanto faccio i complimenti agli organizzatori
e alla famiglia Granzotto sempre presente a questa manifestazione, bisogna fargli veramente i complimenti. Bravi gli atleti, i ciclisti che hanno fatto una bellissima gara e anche una bella volata. E sicuramente è uno spettacolo vedere tanta gente sul percorso e quindi faccio i complimenti e gli auguri per la prossima edizione. Soprattutto il percorso ha funzionato, no? Sì, sì, anche molto, è stato anche variato, molto bello anche la zona di Rutars e Spessa di Cividale, tutta la zona, bello veramente. Bene, complimenti. Grazie a tutti. Giovanni Capanera, seppur il calendario è obbligato a spostare la data ufficiale per quanto riguarda questo è il famoso anche Gran Premio della Mamma, no? Come Coppa Dino Diego Granzotto, quello che conta è che il nuovo percorso ha dato i risultati sperati. Beh, devo dire la verità, ho già avuto i complimenti da parte di personaggi del mondo del ciclismo veneti, complimenti per il percorso e questo è merito di chi? Di Damiano Granzotto. Damiano Granzotto, magari anche pilotato da Bob Marino, che è ben conosciuto qui, direttore sportivo del pedale mazzanese, hanno individuato in questo percorso una possibilità di creare un evento in modo interessante. Il percorso è solo di 109 km, diciamo solo. Le due rampe finali, Sì, però le due rampe finali, perché questo doveva essere una gara fatta il 14 di maggio. Io non ho voluto cambiarla adesso perché l'avessimo fatta a maggio non so come si metteva vedendo adesso la situazione. Comunque il percorso è venuto bene, ci sono state selezioni, non sono successi particolari problemi di carattere sanitario, devo dire la verità, perché di questi periodi bisogna pensare anche a questi problemi e ho detto anche prima sul palco ai ragazzi, quando correte vi capisco, l'agonismo però sempre tre occhi aperti. È stata una bella gara, abbiamo avuto la fortuna di avere anche bel tempo, è stato un bel vincitore, era un bel po' che il Tiepolo non riusciva, da che mi ricordo io, a vincere, ed è stato anche un lancio per loro. E niente, adesso penseremo alle prossime manifestazioni, vediamo cosa succederà a settembre. Perché presto è già un'altra gara. Settembre, 10 settembre c'è un'altra gara, questa è una disperazione qua, no? Non lo so, io avrei altre due gare ancora, oltre San Pietro Tisone. 10 settembre ci sarebbe la seconda domenica di ottobre quella di Cividale. Ci sarebbe una terza che ancora non individuiamo lo spazio tricesimo, ma organizzare una gara come queste qua e le altre sono uguali, non è semplice. È un mese e mezzo, qui abbiamo impiegato 2 mesi e mezzo perché l'avevamo già impostata a maggio e poi abbiamo dovuto rifare tutto per questo per oggi. Non è facile organizzare di juniores. Se possiamo dire per completare, per dimostrare questo, non ci sono altre gare juniors in provincia di Udine al di fuori delle nostre e qui non vado oltre con i commenti. Perfetto, è talmente clara che me fu poi poco. Questa buttata è così.